In 3 minuti il TG del quotidiano La Nazione Siciliana. AMAP marcia indietro sul razionamento dell'acqua a Palermo. L'AMAP, la società dell'acqua di Palermo, ha davvero superato la soglia del ridicolo. Ha annunciato il razionamento dell'acqua nel capoluogo a rotazione per un giorno a settimana, poi ha fatto sapere che la tabella che girava in città non era corretta e dopo la dura reazione di Schifani, che contestava il mancato coordinamento, ha sospeso ogni decisione. Con manager come quelli di AMAP non si va certo molto lontano. Falcone, vice capogruppo di Forza Italia a Bruxelles. Marco Falcone, con la sua dote di oltre 100.000 preferenze, arriva al Parlamento europeo e ottiene subito il primo riconoscimento dal suo partito. Viene nominato vice capogruppo vicario della delegazione di Forza Italia all'interno del gruppo del Partito Popolare Europeo. Schifani, stop al lavoro nelle ore più calde. Il presidente Schifani ha firmato ieri un'ordinanza urgente che prevede in Sicilia fino al 31 agosto il divieto di lavoro dalle 12.30 alle 16 nei giorni più caldi per i lavoratori dei settori più a rischio, come l'agricoltura, l'edilizia e affini, che svolgono attività in prolungata esposizione al sole. Coldiretti denuncia pericolo cinghiali. La fauna selvatica incontrollata sta distruggendo l'agricoltura siciliana. La mancanza di pioggia incrementa i danni già incalcolabili perché i cinghiali cercano cibo fresco e quindi annientano interi campi. Lo afferma Coldiretti Sicilia, che sottolinea come non si possa aspettare un giorno di più il piano straordinario promesso dal governo regionale per la gestione e il contenimento della fauna selvatica. E il PD inventò lo sciopero della sete a staffetta. 2 deputati del Partito Democratico, il senatore Antonio Nicita e il deputato dell'Ars Dario Safina, hanno lanciato un'inedita, buffa e francamente inutile forma di protesta contro i governi nazionale e regionale, alla quale invitano tutti i siciliani: lo sciopero della sete a staffetta. Chiedono ad ogni siciliano di scegliere un giorno di luglio e rinunciare a bere per 10 ore. Chissà come conteranno le adesioni, forse con dichiarazioni giurate davanti a un notaio. Meloni, migranti illegali, nemici di quelli legali. La presidente Meloni ha partecipato ieri in Libia insieme con il ministro Piantedosi al Trans-Mediterranean Migration Forum, nel quale ha con chiarezza espresso il concetto cardine del suo impegno a favore dei migranti legali contro le migrazioni clandestine. I migranti illegali sono nemici di quelli legali, ha detto la Meloni. Negli ultimi anni non abbiamo potuto consentire di venire a molti migranti legali perché ne avevamo troppi irregolari. Oggi è tutto per l'informazione del quotidiano La Nazione Siciliana. Il nostro sito è www.lanazionesiciliana.eu.